A 2 anni dal primo caso Covid registrato in Italia, anche in Sicilia la pandemia si sta lentamente ritirando. Nei reparti in terapia intensiva cala la pressione e anche il numero di contagi giorno dopo giorno inizia a scendere. Sono infatti 4.468 i nuovi casi Covid in Sicilia a fronte di quasi 30.000 tamponi processati. Di questi 253 sono nella provincia di Agrigento, dove si è registrata anche una vittima nel comune di Canicattì. La regione, con un tasso di positività che passa dal 14,6 al 15,9%, si conferma dunque terza per numero di infezioni giornaliere, dopo Lazio e Lombardia. In occasione della seconda giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario e del volontariato, tenutasi a Roma domenica 20 febbraio, il ministro della Salute Speranza mette in guardia: non ci sarà un giorno in cui il Covid da un momento all'altro sparirà. Per questo pensare di smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni a partire da una data puntuale, magari il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, non è la strategia migliore. Anzi, con 60.000 casi al giorno è un errore, e quindi sì, ancora per un po' le mascherine al chiuso, al Green Pass e forse anche alla quarta dose in autunno. Invito tutti a tenere i piedi per terra, il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia e le mascherine al chiuso sono ancora importanti. Tuttavia un ritorno alla normalità è testimoniato dai punti in programma per il mese di marzo. Da giorno 1 aumenterà la capienza per stadi e palazzetti e da giorno 10 si potrà tornare a fare visite ai propri cari ricoverati in ospedale, per un massimo di 45 minuti e con Green Pass rafforzato. Il governo pensa inoltre alla quarta dose per tutti dopo l'estate, che partirà comunque dal prossimo mese per immunodepressi, e alla revoca del Green Pass dal mese di aprile per bar e ristoranti all'aperto. Resterà invece in vigore per mezzi di trasporto e luoghi al chiuso almeno fino al 15 giugno.